cos'è? Allora, è una specie di GPS. Vediamo un po'. Eccolo qui. Avrai notato che la sicurezza è ridotta in questa sezione, perché è il trasmettitore che autorizza i tuoi movimenti. Perfetto. Dove dobbiamo andare? Attenzione qui. Mamma mia, guardate un po' che figa questa zona. Cioè, molto moderna. Allora, vediamo di procedere in avanti. Una specie di ascensore quello. Questo deve essere una specie di GPS, appunto. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Calma. Mamma mia, guardate un po' proprio tecniche tecnologiche al massimo, eh? Vediamo un po'. Vedi il segnale wireless Sterb. luminoso? Sì. Sei agganciato all'ascensore. Ti lascio questo onore. Siamo diretti allo studio del campione 17, secondo piano. Ok, allora seleziono il piano del progetto campione 17. Ok, allora probabilmente i miei file si deve fare da questa parte. Vediamo un po'. Pass impiegati. Vediamo cos'è questa zona davvero sconosciuta. Il pass verso il successo all'interno. Ah, sicuramente una specie di letterina qui all'interno. Come si fa a salire al piano superiore però? Attenzione, maledizione. Eccolo qui, forse ci siamo connessi, no? Quindi dobbiamo portarlo al piano superiore. Vediamo un po'. Eccolo qui. Ma come si fa, dannazione? Vediamo. Ho capito. Forse così. Piano 2, campione 17. Ok, mi sa che possiamo andare. Grandi. Cioè un controllo. Cioè non era più semplice andare col dito e premere il tasto per salire al piano di sopra. No, ovviamente dobbiamo farlo con la nostra mente. Andiamo. Ok, dove dobbiamo andare, amica mia? Ok, questo è il piano per il progetto 17. Quindi cerchiamo di stare tranquilli, il boss Olivier Garneau, il nostro capo, te lo presento. Eccolo qui. Bonjour. Salut Mélanie. Come va, ragazzo mio? Bene, grazie. Conosci il nuovo acquisto? È iniziato oggi. Ancora no. Bonjour. Quale progetto? Campione 17, Ciao. Stirpe Kenway. Ethan Connor. Edward, il pirata. Ciurma! Sarà divertente. Benvenuto a bordo. Melanie, posso parlarti nel tuo ufficio un attimo? Certo, fammi finire questa cosa e arrivo tra 5 minuti. Abbiamo finito. Tranquilla, amico mio, ora te la lasciamo. Fammi fare il mio dovere. Sai, sul piano c'è il campione 17. Ci tuffiamo nei ricordi di un generoso donatore. Già. Desmond Miles. Dobbiamo estrarre il meglio dal suo DNA e speriamo un giorno di creare esperienze fantastiche con quello che troveremo. Quelle gambe sono di John, uno dei maghi dell'IT. Sta sistemando una cosa per te. Non sistemo, calibro. Calibra. Calibra, già. Ed eccoci qui. Dai, ragazzi Alla miei, tua speditemi prima nuovamente nei postazione panni del a nostro Nice. pirata. È tutta tua, quindi siediti, rilassati e trovaci delle belle sequenze. Ah, Se hai bisogno finalmente. di consigli, nell'Animus ho caricato dei programmi tutorial, così non avrai problemi. Ok. Tornerò più tardi all'arrembaggio. Ah, finalmente. Vediamo di riprendere i panni del nostro caro amico. Allora, vediamo un po'. Torna al tuo Animus. Infatti, ok. Allora, dove siamo messi? Vediamo un po' come funziona. Il contatore wireless. Seguitelo per la vittoria. Vediamo un po' se è vero. Attenzione. Finalmente. Ad Animus Omega, il sistema di esplorazione dei ricordi ancestrali di Abstergo Entertainment. Benissimo. Se hai qualche domanda, commento o dubbio riguardo a come usare al meglio il tuo Animus, contatta il supervisore del progetto, Melanie LeMay. Sei stato registrato come membro del progetto Campione 17. Il tuo soggetto di ricerca primario è Edward James Kenway, nato il 10 marzo 1693 a Swansea, Sì. Galles. Calibrazione completata, segni nella norma, sistemi a posto, trasmettitori extraneurali attivati. Bene, siamo a posto, un'ottima cartella clinica, in salute, in piena forma, ottimi, perfetto. Vediamo un po', siamo sicuramente pronti a gettarci nei panni del nostro pirata. Bella questa musica, Vediamo un po'. Mi sembra che siamo arrivati a Havana. Vediamo un po' se è vero. Benvenuti ragazzi in Assassin's Creed 4 Black Flag. Finalmente, questa è stata ovviamente una sorta di tutorial. Adesso siamo scesi proprio nel bel mezzo della nostra azione. Abbiamo capito come funziona. Quel tratto ovviamente di sequenze animate serviva a capire dove siamo, il nostro personaggio che ruolo ha e sicuramente la nostra storia. Allora, vediamo un po'. Siamo arrivati. Sono già stato una volta. Che incredibile piacere. Siamo a Havana, Cuba, luglio 1715. Eccoci qua nell'era dell'illuminismo. No, cerco solo di essere amichevole. Non voglio che mi scambino più per un pirata. Giusto. Una canaglia come voi deve stare attenta. Già. Allora, che dobbiamo fare?
Vediamo un po', finalmente nei panni del nostro uomo. Allora, vediamo cosa succede. Stiamo scaricando il carico. E pensare che Spagna e Inghilterra 2 anni fa erano in guerra. Eh già. Ed eccomi qui a fraternizzare con gli spagnoli come niente. Qualcosa non va? No, non è niente. Sabbia nei calzoni. Qual è la Addirittura. miglior taverna in città? Devo fare un riposino. Già. O una siesta, dovrei dire. Io sto andando in un pub per incontrare dei mercanti. Potrei mostrarvi la strada. Bene, andiamo. Finalmente il nostro caro e amato cappuccio. Spero che aspetterete mentre tratto l'affare. Sarebbe un sollievo avere un uomo della vostra statura accanto nel caso di incomprensioni. Posso farlo. E gradirei da bere. Splendido. E da bere? Qui ci vanno giù pesanti con i pirati, vero? Chissà quanti real hanno rubato per finire in quel modo. Ah, i soldi si chiamano real, perfetto. Evitiamo di usare dollari e altre monete strane che ovviamente ci inventiamo come al solito. Allora, vediamo un po', attenzione, le nostre Hola, care ragazzine. signore. Conoscete queste dame? No, bisogna pagare per quel privilegio. Qualche dozzina di real per ogni ora di conoscenza. Ah, Volete provare? Santo cielo, no, sono un uomo sposato. I mariti addirittura. sono il loro forte, amico. Un gatto. Eccolo qui. Allora, vediamo un po', sicuramente qui ci sono spagnoli, inglesi, per adesso in pace. Sicuramente... Vero estimatore della difesa personale. Chi? Dovrei procurarmi una lama, Duncan, come avete fatto voi. Questa ferraglia non è niente di che. Eppure sembro un micetto a camminarvi accanto. Forse mi ci vuole un pugnale. Vediamo pugnale? che cosa vendono. Prenderò anche una spada, così saliremo di grado. Oh, che gran coppia saremo noi due. Eh? Gemelli. Datemi qualche real, su, amico. Ti ho salvato la pelle. Ah, sì. Certo. Meno male che abbiamo trovato il tesoro, eh? Allora, vai all'emporio per acquistare armi, munizioni e oggetti. Il nostro armaiolo, vediamo cosa vende. Allora, set di spade, un pirata con una sola coppia di spade non è un vero pirata. Ovviamente, set di pistole, benissimo. Munizioni, vestiti, addirittura una collezione di vestiti del capitano Edward. Opere d'arte, queste opere d'arte abbelliscono ogni dimora. Sicuramente possiamo avere alla nostra casa. Vendi carico, quando saccheggiamo ovviamente le altre residenze nemiche o addirittura le altre navi, possiamo vendere qualcosa. Proventi di caccia, anche gli animali, ecco qui, o addirittura acquistare l'elenco di pelli che servono per fabbricare oggetti utili. Bene, funziona molto semplicemente. Allora, vediamo se possiamo comprare qualcosa. Vendono sciabole inglesi, stocchi con coccia spagnoli, spadini francesi. Wow, guardate della grande quantità di armi, spadini da ufficiali, coppia di spadini molto popolari. Allora, ci serve qualcosa di molto utile. Vediamo un po', le sciabole inglesi sono molto veloci, hanno una buona combo, però discreto danno. Vabbè, possiamo utilizzare le sciabole della nostra grande madrepatria, ovviamente come dice il nostro caro amico. Confermiamo quanto 800 real. Invece aspettiamo un attimo, rifiutiamo un attimo per solo renderci conto, ok, come si rifiuta? Non possiamo rifiutarci, non possiamo rifiutare, cioè ci hanno proprio messo alle strette, maledizione, dobbiamo per forza confermare. Vediamo un attimo di tornare indietro. No, non voglio acquistarlo, maledizione. Volevo dare un'occhiata un attimo a quel, come dire, all'altro spadino da ufficiale, però ovviamente ci costringono. Compriamo la nostra sciabola inglese. Va bene. Allora, Questa è più adatta a me. Avete scelto? Mi potevo permettere solo un piccolo coltello, purtroppo. Beh, meglio di niente. Oh, accidenti. Ho sbagliato strada, Duncan. No, tranquillo. Trovo un punto migliore. Che stiamo cercando? È una taverna con una specie di cortile interno. perfetto, però vorrei imbracciare un attimino la nostra arma. Vediamo un po' dov'è. Attenzione, vediamo di metterci meglio. Eccola qui, spade. Cosa c'è dall'altra parte poi? Vediamo un po', bombe. Cosa sono quelle cose lì? Vediamo, attenzione. Vabbè, per adesso teniamoci le nostre spade. Benissimo, wow, eccole qui le nostre grandi spade inglesi. Benissimo, possiamo adesso rinfoderarle. Cerchiamo la taverna. Allora, deve essere quella. Vediamo di continuare, il nostro amico ci segue. Vediamo un po', eccolo. No, sicuramente starà da quella parte. Ok, arriviamo, raggiungi la sommità della chiesa. Vediamo di arrivare. Scusate ragazzi, eccola, dov'è? Eccola lì, deve essere quella la chiesa, o sbaglio? Vediamo come possiamo arrivarci. Possiamo arrampicarci da questa parte. Vediamo un po'. Si, perfetto, ok. Vediamo di passare da questa parte. Sul rampicante possiamo salire. Vediamo un po'. Ce l'abbiamo fatta, wow. Attenzione, come facciamo? No. Proviamo da questa parte, forse c'è qualcosa di interessante. Ok, vediamo un po' verso sopra. Mamma mia, grande stratega il nostro avversario, il nostro grande ragazzone. Come appunto scalare una chiesa in 25 secondi. Eccola qui. Ogni dito è un uncino. Ecco come riconosci un marinaio.
Allora, attenzione, mamma mia, proprio vi immaginate voi ragazzi nel vostro paese natale scalare un monumento così con completa tranquillità? Comunque un punto di osservazione utile per sincronizzare la nostra grande mente con quello che ritroviamo intorno. Beh, vediamo cosa c'è qui vicino. Un'aquila, ovviamente occhio perfetto. Forse ho visto il posto. È qui vicino. Come al solito, che succede? Cattura e depreda il borseggiatore. Balzo della fede. Attenzione che forse c'è un borseggiatore qui sotto. Vediamo di lanciarci RT e vediamo di fuggire immediatamente dalla nostra posizione. Allora, vediamo se possiamo andare, come al solito, nella nostra paglia. Benissimo. Eccolo, eccolo che corre. Le nostre spade, amico mio. Grande, eccole. Avanti, avanti. Vediamo di prenderlo. Dov'è? Dov'è? Vieni qua, brutto mascalzone. Dove sei? Oh, ci ha fatto male. Maledetto. Stai fermo. Ridai quei dannati soldi al nostro poveraccio. Ok, allora vediamo se possiamo depredarlo. Mamma mia, gli abbiamo fatto schizzare il sangue dalla gola. Molto pericolosi. Bene, 15 real, ottimo. Sicuramente adesso possiamo raggiungere il nostro luogo principale. Ci siamo ovviamente impossessati del suo denaro. Quella deve essere la taverna principale. Ok, allora panaderia, qui sicuramente. Vediamo un'occhiata, cosa c'è qui dentro? Voglio essere un attimo sicuro. Vediamo se possiamo entrare qui dentro. Probabilmente possiamo entrare solo nel luogo indicato per adesso. Ok, andiamo. Ecco, deve essere qui. Ecco il nostro uomo. Ok, eccolo qui. Come va? Duncan, per Giove siete vivo! Certo che sì, era solo un ladrunco. Sì. Ok, Ehi, siamo arrivati. room. Bene. Fate con calma, aspetto qui. Un solito bar del XVIII secolo, ragazzi. È bello incontrare un gallese. Sono inglese e non mi muovo da qui finché non scoppia un'altra guerra. Il buon re Giorgio è fortunato a poter contare su un imbecille come te. Ehi, tu! Conosco la tua faccia. Eri insieme a quei pirati giù a Nassau. Chiudi quella cazzo di bocca o la riempio di piombo, è chiaro? Edward, vero? No. Aia. L'avevo avvertito. Oh, mamma mia, ci hanno rotto il naso. Aia. Possiamo fare qualcosa, prendiamo le spade, maledizione, questi 2-3 ubriachi davanti a noi. Attenzione, attenzione, attacchiamo, grande, forza, vieni qua, maledetto. Vieni qua, bello. Aia, gli abbiamo distrutto completamente la testa. Vieni qui, sono completamente fradici loro, quindi sicuramente siamo a posto per quanto riguarda il combattimento. Allora, contrattacco, premi B, perfetto. Maledizione, sto Rocky Marciano qui davanti a noi. Vieni qua, bello. Perfetto, attenzione, vediamo se possiamo eliminarlo. Questi tutorial sono molto utili perché più avanti ci serviranno. Ok, avanti, avanti. Allora, proseguire un contrattacco e lancio premi B per contrattaccare l'attacco nemico e poi premi B. Ok, vediamo un po'. Eccolo. Perfetto. Grande, l'abbiamo completamente distrutto. Avanti, avanti. Vieni qui, avanti, ma dobbiamo continuare a colpirlo. Perfetto. Ok, proviamo adesso a contrattaccare e attaccarlo direttamente. Bene, ok. Attenzione, avanti, fatti sotto, brutta testa pelata. Avanti, vieni qui, combatti. Oh, eccolo, eccolo, beccati questo. Attenzione, allora possiamo anche stordire il nostro avversario, Vediamo un po'. Eccolo, boom, boom, boom. Mamma mia, proprio un destro da paura. Attenzione che si stanno rivoltando tutti contro di noi, Ok, attenzione, gli occhi della tigre, amico mio. Gli occhi della tigre, riflessi pronti. Mamma mia, che mostro che siamo. Ok, ci possiamo iscrivere a qualche zona di pugilato locale, Ok, beccati questo, a schiaffi addirittura, Vediamo qui il nostro bamboccio. Grandi, attenzione, forza, ce ne sono altri. Una rissa proprio all'ultimo sangue. Beccati questo, vai Edward. Gli occhi della tigre, gli occhi della tigre. Maledizione, beccati questo. Attenzione, vediamo se possiamo farlo fuori a questo maledetto cappellaio. Ecco di questo. Gli abbiamo fatto saltare qualche 3-4 denti. Date un'occhiata alla signorina là sotto con la scopa che combatte. Ok, dai che lo ammazziamo. Rompi difesa. Distruggiamogli questa difesa maledetta. Aia. Maledizione, non vuole crepare. Ok, grandi. Ce l'abbiamo fatta. Wow, mi sa che adesso ce la dobbiamo dare a gambe però. Eccoli. La polizia. Poi mi lasciate qui, tornerò presto. Perro inglese. Via, 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 fuggiamo.
Allora, bomba fumogena. Cos'è? Per selezionare la bomba premi Y per usarla. Ok, le bombe ti aiutano a fuggire in pochi secondi, uccidendo ovviamente i nemici, e sicuramente ci daranno la possibilità di scappare. Vediamo se possiamo trovarla. Allora, bombe fumogene, eccola qua, attiviamola immediatamente. Wow, che figa. Ok, oh, no, 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 sul muro. No, 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 fuggiamo. Via, 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 via. Dove ce ne possiamo andare? Abbiamo sicuramente le 5 stelle di ricercato. Una volta scatenato uno scontro devi uccidere tutti i nemici, nasconderti o abbandonare la zona. Ci ha preso! Maledetto! Vattene via! No, 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 no. Oh, mamma mia, hanno le spade! Via, scappiamo! Scappiamo! No, 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 scappiamo! Questi ci ammazzano! Via, 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 via! Oh, 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 bom! Ecco una bella bomba per voi! Andiamocene via, forza, ci inseguono ancora. Renditi anonimo, nasconditi nei mucchi. Vediamo un po' di fieno, un altro nascondigli per diventare invisibile. Trovalo una zola di fieno. Missione completata, ce l'abbiamo fatta. Ricordo numero 1, la vivace Havana. Abbastanza vivace, siamo riusciti a fare del nostro meglio. Vediamo se possiamo continuare in completa tranquillità. Andiamocene via. Shhh, silenzio. Ce l'abbiamo fatta. Grandi. Allora, pannello informativo. Tieni premuto RB. Vediamo un po' di trovare RB. Ok. Ah, perfetto. Già sapevamo come funzionava. Ok, allora, le nostre bombette qui in mano. Benissimo. Adesso possiamo aprire una bella mappa per avere, come dire, per capire più o meno dove ci ritroviamo. Ma ancora mi sa di no. Forse se c'è una modalità, ragazzi, fatemelo sapere. Comunque, mi sa che abbiamo giocato nella maniera migliore questo primo capitolo introduttivo, e anche abbiamo iniziato il secondo nella maniera migliore. Intanto abbiamo affrontato le nostre sfide come meglio potevamo. Sicuramente, ragazzi, arriverà una bella avventura qui in single player. Fatemi sapere magari quello che ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci siamo, come dire, sbizzarriti nella prima parte della nostra storia. Vediamo di arrivare direttamente nella zona più alta per capire più o meno dove sarà il nostro prossimo obiettivo. Sicuramente verso quel punto esclamativo dobbiamo dirigerci, vicino alla nostra osteria, per prendere il nostro vecchio ragazzone. Quindi, come vi ho detto, fatemi sapere quello che ne pensate tramite un bel voto o un commento, ragazzi. Quindi le vostre opinioni, e magari se volete vedere altri gameplay riguardanti ovviamente questo genere. Fatemi sapere, come vi ho detto, tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo, ragazzi, all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!